Hi guys, today I'm gonna show you the difference between some dough made by fresh yeast and dough made by sourdough. Is actually the same hydration, it's 70% hydration, and then I use the autolysis, which is a technique to make a better dough. I'm gonna show you what I'm talking about. This is the one with the sourdough starter, and this one is the one with the fresh yeast. I see a tiny difference in the way the dough reacts to my finger. It seems more sticky, but just a little bit more. This one seems better. Looks like a ball. Plop, 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 plop. Let's stretch it and let's see how it looks like. Iniziamo con quella con lievito di birra. Come sapete, I used some dried yeast just in case because I can't find any fresh yeast here in Dublin. Quindi cominciamo con la stesura. I'm stretching in order to have I don't know how to call it. It's a boat pizza with a huge crust. Stendo sulla pala come mi ha insegnato il maestro Franco Pepe. Dall'altro lato della telecamera c'è Mary. Ciao Mary! Ciao! Metto un po' di farina e adesso Mary mi sta odiando perché è volata farina a terra a mo' di pioggia. Qui non l'aveva notato nessuno, ragazzi. Nel frattempo ho il fuoco alle mie spalle, ho quel forno che mi sta abbronzando. Un cucchiaio e mezzo scarso di pomodoro, scarso perché in realtà sta finendo, ne voglio aprire uno nuovo. La buonissima mozzarella fresca del Tesco, basilico, ok, e poi aggiungiamo un pochino di pecorino romano. Allargo la pizza col metodo Spock and then some oil. Venite con me, dai. Forno altissimo. Wow. Passo un po' la fiamma, così facciamo fare meglio il fondo senza rischiare di bruciare poi il sopra. E vabbè, qua grandi numeri, Mary, grandi numeri. Sì, entra nel forno, vai. No. Scioglimi il cellulare, dai. Scotta troppo. Guarda là, aspetta, devo girare. No, la volevo bruciare così, per sfizio. Ma tu volevi la pizza, caffè, marola, coppa. Ma guarda qua. Il profumo è divino. I'm gonna keep this somewhere and then I'm gonna make the one with the sourdough starter. Più soffice di quella con il lievito di birra. Adesso vi svelo un segreto, In realtà Mary le ha già provate tutte e due e già si è fatta un'idea su quale forse sia la migliore. Mary, quando è che facciamo un dolce? Presto. Stesura su pala, deve essere tutto uguale. Anche la farina che lancio a terra deve essere praticamente la stessa. Tanto la pulisci tu poi. Sì, la pulisco io. Strizzo la mozzarella, Mary, che questa è la cosa che... Un po' di basilico buttato a caso, sì, così. Solito pecorino romano. Ma non ci va il pecorino romano sulla pizza, sei un venduto. Venduto a chi? Non lo so, hai i poteri forti Pecorino romano. del pecorino romano. E speriamo bene. I'm lowering the flame just a little bit in order to prevent some charring. Guarda quella, guarda lì. Guarda come si gonfia. Un po' dietro. La lavanda, guarda. Abbiamo inventato una nuova pizza, Mary. La pizza beignet. E adesso la vedi, guarda. È fatta. A me sembra buona. Lievito di birra e lievito madre. Io le vedo simili dall'aspetto. Forse questa qui mi sembra più uniforme rispetto a questa qua che invece mi sembra un pochettino più casuale. Guarda le bolle come sono, Siamo arrivati alla leggendaria prova del taglio. Cominciamo con la pizza fatta con il lievito di birra.
Ehi, c'è qualcuno? Uno. Oh, comunque sembra la pizza fatta con la biga. I pizzaioli sudano. I pizzaioli non sudano, i pizzaioli traspirano. Per chi ha visto Dark, questo è l'ingresso che porta al passato, al presente e al futuro. Questo qua. Vabbè, dai, qua. Altissimissimo livello. E mo' tagliamo quella fatta invece con il lievito madre. Signore e signori, ecco. Sembra uno squalo. Tagliamone uno un pochettino più educato. Ehi. Ma questa sembra più normale, dai. Dal punto di vista dell'alveolatura a me non sembrano diverse. Qua forse l'interno di quella fatta con il lievito madre mi sembra un pochettino più sottile, mentre invece l'interno di quella fatta con il lievito di birra mi sembra più consistente, ma sono entrambe alveolate. La struttura del glutine mi sembra più sottile in quella fatta con il lievito madre, invece qua è più mollicoso. È arrivato il leggendario momento dell'assaggio. Vorrei cominciare da quella con il lievito di birra. Profumo davvero ottimo. È buono. Non vorrei dire, ma nella sua semplicità secondo me esalta i sapori del pomodoro, della mozzarella. Non ha quel sentore leggermente acido del lievito madre. Devo mangiare il wasabi tra una pizza e un'altra? Vabbè, questa è la pizza che faccio di solito. Alla salute. Ha una personalità più forte questa. E l'impasto ha proprio un sapore deciso. In the long term, pizza with sourdough starter maybe can last longer than the one with fresh yeast, which is probably now harder because it's slightly colder than the other one. Thumbs up if you like the video, and leave a comment. Let me know what you think about the two pizzas, if you prefer the fresh yeast pizza or the sourdough starter pizza. I'm on Instagram as Gigio Pizza, on Facebook as Runaway Dough. I'm also on Telegram as Gigio Pizza. And remember, there's my pizza class on Udemy, the art of pizza making, where I explain every trick, every secret, how to make a proper, authentic Napolitan pizza at home. I think I'm gonna have the two pizzas, one on top of each other, like a panini. See you next time! Ciao amiche ed amici, in molti di voi mi hanno chiesto di chiudere la finestra. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.